No, I'm not a writer. Ah, sono già in onda. Buono, buono, buono sta roba. Mi prende così un po' impreparato. No, comunque, quello che volevo dire è che vedi lo screenshot che ti ho fatto. Ara che capolavori, ara che calligrafia. Vedi, quando apri un video, lì c'è l'icona con la rotellina, tu devi cliccare quella e mettere come risoluzione 1080p, così vedi i video molto più dettagliati. No, ma per capirci, vuoi vedere dove abito oggi? Oggi abito a qua. Ah, ecco, guarda a sinistra, non so se lo vedi il parco. No, non lo vedi, te lo faccio vedere io. Eccolo là, no, è scuro, non vedi un cacchio. No, lì c'è il parco. Ma sì, forse vedi la stradina a zig-zag. Guarda il Scarface come lo inquadra la GoPro, sembra che gli sia cascato sopra un mazzigno. Troppo fuori. No, devo farti vedere un po' di puttanate che sto prendendo. Allora mi prendo questa borsa all'acqua calda in previsione dell'inverno con l'inserimento per i piedi. Che questo credo sia una cosa eccezionale. È vero che la stufa qua scalda un casino, però secondo me non si sa mai. E adesso che ho cambiato telefono, il portacellulare da mettere nella bocchetta dell'aria, o comunque vedrò eventualmente di metterlo in qualche altro modo. È calamitato, vedrò questa calamita qua di metterla in qualche altro modo più intelligente, perché giustamente queste bellissime papucce a dinosauro orso, sto pensando no, dopo non le uso. Hai ragione, via, queste le togliamo dal carrello. Poi questa è un'altra borsa all'acqua calda, questa è per il dietro cervicale, questa è molto utile per quando hai male ai cervicali, perché ho provato, ti metti qualcosa di caldo e ti passa, altro che Moment e cagate varie. Le cuffiette per il telefono anche per ascoltare la musica, perché purtroppo le mie si sono rotte. La cover per il telefonino perché è strasbiriscioso, cioè se hai il Huawei P10 sai che è un telefono per amanti del brivido, cioè proprio una saponetta fa molto più grip. Poi ecco qua per il frigo avevo pensato di fare sta roba figa, prendere due bacchetti di legno, fare una croce, no? In ogni angolo della croce mettere una ventola 8x8, queste qua sono 8 cm di diametro e sono quelle silenziose, ne ho prese 4, ne prendo 4 e con questo adattatore qua che gli dà corrente a tutte e 4 e dopo dall'elettrauto con lo zio gli portiamo la corrente, insomma, quello almeno. Questo giubbotto mi piaceva un casino, io sono senza giubbotto pesante, è scontato del 50, è a 70 euro, mi va bene, a me questo piace, soprattutto ha un colore, un tessuto che mi sembra compatibile con cane pericoloso, capisci? Perché ne ho avuti altri, ma poi ti durano un giorno. Se no, ecco, aggiornamento sul mio shopping che ti rendo partecipe. Ho tolto le papucce, quelle là, perché ho detto tanto non le uso, sono enormi, si sporcano, si rovinano, vaffanculo. Le mie ciabatte invernali sono infinitamente più pratiche e serie, ma serie non nel senso non simpatiche, non spiritose, serie nel senso robuste, cioè roba seria, no? Che ti dura una vita. E me l'aveva regalata la nonna, no? Cioè vuoi mettere anche il suo cazzo di valore. E ho tolto la borsa dell'acqua calda, quella col supporto per i piedi, perché tanto ho detto se le uso, lo uso a letto, quindi tanto vale che riempio quella del collo, cioè no, capisci? È sempre una borsa d'acqua calda, cambia solo la forma. Quindi via. Portatelefono lo tengo, le cuffiette le tengo, la cover assolutamente, le ventole per il frigo decisamente sì, poi studierò bene come metterle una volta aperto, che vedo anche le misure eccetera. Intanto 4 e dopo vedo come fissarle. Giubbotto per forza, cappello per forza e basta, buono, via. Sì, mi mancava tutta la roba invernale, non ho un cazzo di invernale io qua. E cioè di invernale serio, perché fanno tutti i giubbottini del cazzo, felpe del cazzo. Di invernale per andare a fare le zingarate nei boschi in montagna ho un paio di pantaloni, ho preso i pantaloni da caccia che sono impermeabili, pesanti, color mimetico e dentro sono in flanella, cioè una roba, li ho provati l'anno scorso, incredibile. E un paio di scarponi da montagna dopo la cagata che ho preso lì a Siena al castello, porco cane, non so se ho fatto il video, se ti ricordi. Sì, aspetta, pubblico questo video qua, quindi quando lo pubblicherò ci sarà già il video di Siena, sì, ok. Quindi è giusto che io dica non so se ti ricordi, ok. Praticamente c'era sto lastrone, tipo di
di pietra, no? Levigata, ma era l'uscita normale dove passava tutta la gente. Io con le Converse, per carità, sono state anche vissute, non riuscivo, cioè era pattinaggio sul ghiaccio, ero là aggrappato al muro, cagato duro. E allora sono andato in un negozio di scarpe, ho preso a parte queste che mi piacevano, tengono caldo e tutto, hanno il mega carro armato per arrampicarsi proprio quando vai nei terreni, in montagna, eccetera, ma soprattutto ho provato strisciando la suola per terra, cioè quelle che facciano proprio più grip, hai capito? Perché ho detto voglio una cosa, insomma, che vai via un po' anche, Però vedi che cretino, invece di farmi arrivare la roba ogni volta da mia nonna che devo aspettare una volta di passare di là per prendermi la roba, me la faccio arrivare al lavoro. Cazzo. Figata, figata, bello, bello, bello. Mi piace da matti sta roba, sta vita, è tutto strano, cazzo, è strano, fortemente strano. No, fortemente no, però è strano. Piacevolmente strano. Eccola là.